Ecco, venite ad ascoltarli i rumori. Ma ecco, io non posso essere colpevole dei rumori della Purina. Sono 30 anni che vanno avanti, perché ogni 30 anni, probabilmente ogni 5 anni cambiano il direttore, come nelle banche. Si va in banca, domani mattina le danno il filo, dopo domani le dicono hanno cambiato il direttore, quello di prima non sa più niente, e ritorna. No, ha ragione, non parlo arrabbiato, perché ha ragione. Ha ragione. Qualcuno ha detto che abbiamo un sacco di tetti, qualcuno ci ha fatto le misure del magazzino, 150 per 91, complimenti. Abbiamo anche noi pensato di mettere dei pannelli solari sul magazzino, abbiamo già il progetto, abbiamo 2 progetti, uno di un tipo e uno dell'altro. Il signore è un esperto di pannelli fotovoltaici. Avete forse mai pensato quanti kilowatt di energia serve per produrre il silicio, per produrre i pannelli solari? O non avete mai pensato forse quando dovremmo distruggere il silicio dove lo andremo a mettere? Lo mettiamo dove? A casa vostra il silicio lo mettiamo sottoterra? Il silicio è sabbia. È una bufala sta qua, dai. No, formatevi bene. Ci sono già progettazioni per il riciclo. Va bene, comunque ci sono progettazioni, va bene che ci siano ed è giusto che ci siano, come ci sono anche per le scorie, le soluzioni, ci sono anche per i pannelli. Finisco poi in caso mi dite. Sì. Allora parliamo di sicurezza, stiamo cercando di convincerci che non c'è niente pericoloso. No, io vi ho sempre... No, le faccio esempio pratico qui, in questo momento, come RLS, deformazione professionale, siamo qua, siamo tutti in questa stanza, parliamo di sicurezza, io le voglio dimostrare come è facile l'errore, guardate dove avete pensato il tavolo, sul sito di sicurezza. Ma Pacifico, gli errori... Abbiamo la fortuna che c'è qui lei, ce l'ha fatto segnare, ce l'ha fatto vedere. Sarà importante che questo venga preso in buona considerazione quando invece di esserci noi dentro qua magari ci sono i nostri figli. Ecco, però quante assunzioni sono previste? Qualcuno si è chiesto quante assunzioni sono previste. Basta, Tony. Allora, non sono previste molte assunzioni. Attualmente in azienda ci sono 64 persone, che lavorano qui a Portogruaro sono 6 persone, più altre 4 persone che lavorano a tempo determinato, cioè durante la stagione. Sono previste ulteriori, ulteriori assunzioni nella centrale, ci vogliono persone specializzate. Nell'impianto di cogenerazione ci vorranno dalle 2 alle 3 persone, un meccanico, uno che segua l'ingegneria, c'erano 2 persone. Però voglio dire, fare un altro passo. Quanti sono gli agricoltori coinvolti in questa iniziativa? Quante sono le imprese agricole che possono beneficiare di un vantaggio nei prezzi perché troviamo un'alternativa diversa al settore tradizionale? Vi ho detto prima, guardate che oggi con i cereali, gli agricoltori, lo sapete bene, il conto non torna. Solo con la soia e con la colza in questo momento il conto torna. Perché? Perché c'è la possibilità di dare la destinazione ad uso energetico. Quanto bello sarebbe secondo voi se, visto che i conti non tornano, a un certo punto gli agricoltori, e voi stessi l'avete detto, cominciassero a dire non coltivo più la terra, e prendendo la strada per andare a Caorle e al mare vedessimo che i campi invece essere ben coltivati, qualcuno cominciasse a essere non coltivato? Questo prossimo anno qualcuno lo fa. Ecco, senz'altro qualcuno lo fa. Allora quello non è forse un vantaggio? Sarà anche quello un vantaggio, sarà indiretto finché si vuole, ma è comunque un vantaggio. Sapete quanti chilogrammi di CO2 risparmia questa centrale rispetto a una centrale tradizionale? Quanti sono? 35.000 tonnellate di CO2 35.000 tonnellate, sapete cosa fa la CO2? È responsabile dell'effetto serra sul riscaldamento del pianeta. Ora, per carità, non ci saranno anche dei svantaggi, non sono qua a dire che ci sono tutti dei vantaggi, ma ci sono anche dei vantaggi e non solo degli svantaggi. Tengo a precisare che ho voluto mettermi qui davanti proprio perché mi guardate in faccia, perché molti di voi mi conoscono e perché se mi prendo degli impegni li porto fino in fondo. Non voglio, ripeto, non voglio e non ho nessuna intenzione di crearvi dei problemi. All'impianto che abbiamo a Camisano, questa primavera sono venuti 920 ragazzi delle scuole, hanno visitato, si sono resi conto che prima di andare in pasticceria
bisogna produrre l'energia elettrica, bisogna produrre la farina, bisogna darla alle mucche, bisogna fargli fare il latte e poi si fanno i pasticcini. E l'hanno capito, hanno fatto un tema, hanno fatto un lavoro, abbiamo dato un premio alle scuole per usi didattici. Quindi non è che l'azienda non è, come dire, sensibile ai figli e alla crescita dei figli. Non abbiamo nessuna intenzione di crearvi, come ripeto, dei problemi. Quanta energia elettrica viene data fuori? 7 mega. 7 mega. Sì, adesso lo dico. Ecco, avete parlato della Germania. Sapete di quanti impianti ci sono di questi qua in Germania? Ce ne sono un sacco. Andate a vederli. Sapete quanta energia si crea con un fotovoltaico in Germania? Un sacco, bravo, un sacco. Non sanno, si bruciano. Ci sono... Allora noi l'olio lo carichiamo sui cambi e lo mandiamo a Monaco e a Stoccarda per fare andare gli impianti di cogenerazione. Con gli impianti di cogenerazione scaldano le piscine, con gli impianti di cogenerazione illuminano le scuole. Qui non c'è il teleriscaldamento. C'è anche il teleriscaldamento, in qualche parte c'è il teleriscaldamento. Voi non lo fate? Vabbè, no, noi non lo facciamo, è vero, noi non lo facciamo, ma non è escluso, c'è comunque la possibilità di avere un sacco di acqua calda, che non serve. Comunque in Germania ci sono un sacco di questi impianti, visto che prima abbiamo portato l'esempio della Germania. Vabbè, mi vado verso la conclusione. Quanta di questa energia noi consumeremo? Non lo so di preciso, io penso che mediamente sarà un 30-35%. Il resto viene immessa in rete. Qualcuno giustamente ha sollevato il problema etico e noi per primi, perché prima dobbiamo dare a mangiare alle bocche. Allora faccio solo un passo, vi rubo ancora solo un minuto. Tutti voi qui sono, come dicevo prima, tanti sono legati al settore agricolo, sapete che una volta nelle aziende agricole c'era il granaio per mettere via la roba in più. Poi i granagli non sono più andati di moda, c'è stato l'intervento, cioè lo Stato diceva facciamo delle scorte strategiche perché quando ci saranno le cavallette avremo qualcosa da mangiare. Adesso lo Stato ha detto non le mettiamo più perché costa troppo. Questo è un primo passaggio. Io mi ricordo che quando andavo a catechismo alle elementari c'erano i bambini in Africa che morivano di fame e ancora oggi ci sono i bambini dell'Africa che muoiono di fame. Sono passati 40 anni. Sono passati 40, posso finire di parlare? Sono passati 40 anni e ancora muoiono di fame. Il problema non è perché non c'è la roba da mangiare, il problema è che la ricchezza è mal spartita. Troviamo il sistema per fare arrivare qualcosa a questi qua che mangiano. Perché oggi che i cereali sono così bassi non riusciamo a portarne un po' là? E da mangiare? Andate a vedere in Sudan, in Nigeria, eccetera, se oggi, visto che i cereali sono bassi, ne mangiano un po' anche loro. In realtà non è così, il problema non è nostro, il problema purtroppo è un problema di carattere organizzativo e come dire, politico. Ecco, questo io volevo dire e concludo qua perché mi rendo conto di avere come dire, approfittato della vostra pazienza. Spero che, come dire, che la serata sia stata... Beh, innanzitutto vi ringrazio anche perché non pensavo, avevo anche un po', non ero abituato a queste cose, avevo anche un po' il timore, dico che magari poi la cosa degeneri, invece il comportamento è sempre stato molto, come dire, discreto e molto attenti, siete stati molto attenti e molto scrupolosi nelle cose. Poi ognuno ha le proprie idee, ma è così che deve essere, non è mica diversamente che deve essere, per carità. Però il rispetto innanzitutto e quindi questo è, con questo mi complimento con voi. Che cosa faremo, che cosa non lo faremo? Ci penseremo, ci confronteremo, decideremo, ne parlerò, ne mi consulterò con i miei tecnici. Certo non vogliamo crearvi dei problemi, sicuramente non vogliamo peggiorare il vostro tenore di vita e non lo faremo, i problemi secondo me saranno comunque altri. Grazie e buonasera.